Buonasera a tutti, buonasera cari amici e ben ritrovati qui per la diretta sul mio canale YouTube, come sempre il venerdì, perché stasera è venerdì, e il martedì, ovviamente lo stesso orario, 20:30, 21. Da qualche tempo alle 21 poi insieme in diretta ribadiamo e facciamo l'esercizio del muro di fuoco a protezione dell'Italia, dunque vi aspetto, contribuite anche voi, partecipate con me. Vi ricordo dunque che rispondo alle richieste in ordine di arrivo, dovete mettermi il vostro nome, la data e la domanda precisa, possibilmente se chiedete per voi e qualcun altro mettetemi anche nome e data dell'altra persona. Vedo che c'è già qualcuno, intanto saluto Luisa Lulù, Marietto Veneziano, Francesca e Misticanza, buonasera a tutte. Allora, e a tutti, scusa Marietto, vi ricordo comunque che domani nel pomeriggio alle 16, questa volta, avremo la diretta con il Marietto Veneziano e mi sono già dimenticata su quale canale, Marietto sì l'ho detto, alle 16, ma su quale canale facciamo? Su YouTube. Su YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo anche il mio numero di telefono 347 8702 622, chi mi chiamerà durante la diretta avrà la precedenza, altrimenti andiamo in ordine di arrivo con i messaggi nella chat. Bene, possiamo cominciare, mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale YouTube del Marietto Veneziano, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e ovviamente anche al mio, grazie. Bene, allora, ci sono già delle domande, comunque saluto ancora anche Fiorella, Enza, Cristina, Perla, Melissa, Giuseppe, grazie per il fiorellino Giuseppe, molto gentile. Allora, cominciamo, Luisa. Buonasera, Mirko, 19 aprile 85, tradirà ancora la sua ragazza? Si lasceranno in futuro? Vediamo un po' questo Mirko. 19 aprile 85. Se tradirà ancora la ragazza e se si lasceranno. Passiamo così. Beh, qualche cambiamento sembra essere possibile. Beh, io direi che è molto probabile, devo dire che il tradimento viene fuori, qui sicuramente c'è qualcosa di nascosto, vedi anche il nemico, l'allontananza, perciò è un tipo che si è lasciato trascinare, diciamo così, si è allontanato dalla ragazza con cui stava e in attesa forse di cose, di qualche esperienza, di qualche emozione. È comunque un tipo che in questo momento sembra tranquillo, anche se è possibile che si faccia un po' distrarre, ma questa non è una carta che parla di qualcosa, qualche distrazione che si concretizza necessariamente, potrebbe essere anche solo così, qualche forma di attrazione nei confronti di qualcuno. Il problema è un pochettino più avanti perché c'è effettivamente una rivale potenziale, probabilmente degli scambi in chat e qui devo dire la possibilità che lui colga qualche occasione. Deve essere comunque un tipo che fa colpo, che fa breccia. Qui queste sono le carte di esito, abbiamo comunque qualche, diciamo che un pochettino gli piace corteggiare, flirtare, è un pochettino un tipo che probabilmente ha bisogno
di sentirsi qualcosa di, cioè è più un gioco che lui fa per superare forse qualche problema di autostima, qualche cosa sua, non crede abbastanza in se stesso e cerca conferme. Comunque penso che purtroppo qua non parla di un tradimento vero e proprio, però qualche flirt, secondo me sì. Andiamo avanti e non c'è la rottura, ancora non la vedo la rottura. Dunque, Marina. Ciao Hilde, bentrovata. Chiedo sul ritorno di Flavio, 17 maggio 77, Marina 8 marzo 70. Vediamo se torna Flavio. Intanto saluto Tiziana, Antonio, Italia, Giusy, e poi non leggo oltre perché ho paura di dare i colpi con la rotella, mi sparisce tutto l'elenco, vado poi pianino. Allora, concentriamoci su Flavio, 17 maggio 77, vediamo se torna da Marina. Mm. Mm, mm, mm. Il taglio non era dei più incoraggianti, ti dico la verità, però beh, l'allontanamento c'è e si direbbe che si sia perso tempo addietro quello che era la vostra capacità di capirvi, no? E di stimolare reciprocamente la vostra mente. Forse vi siete proprio allontanati con gli interessi o qualcosa si è messo di mezzo, forse qualche questione di lavoro o problemi legati alla casa o forse non avete raggiunto un compromesso, un accordo. Vedo comunque anche la possibilità di pettegolezzi o comunque discussioni. Vedo comunque al presente ancora delle incomprensioni, ci sono delle persone che agiscono e parlano alle spalle e questo dà dei pensieri. Comunque è possibile che lui con questa carta possa cambiare posizione e dare una qualche conferma. Magari non subito e forse con l'intento di restare amici, però poi vedo che in realtà con la costanza, con un po' di buona volontà, c'è la possibilità di riuscita, ok? Che forse torni in altra veste, però c'è molta freddezza per ora, ma insomma, è un po' altalenanti queste carte, non è né un sì né un no, però non vedo una chiusura, una rottura definitiva. Mm, ma nemmeno mi sento di dirti che voglia tornare in veste di fidanzato o compagno, però non saprà neanche stare lontano, penso che lo sentirai. Allora, buonasera, buonasera, allora, Melissa, Giusy, Francesca, ecco qua, allora, Francesca, abbiamo un'altra domanda. Ciao, vorrei sapere se vedi un ritorno di Luigi 3 maggio 73 verso Francesca 29 giugno 77. Ciao cara. Allora, vediamo Luigi 3 maggio 73 se torna da Francesca 29 giugno 77. Vediamo cosa dice il taglio. Allora, beh, in passato è stato sicuramente un bel rapporto questo, un rapporto dove lui
era molto propenso, beh, intanto ti piaceva molto, avevi una grande attrazione verso questa persona, forse più un'attrazione mentale che non fisica vera e propria, però ti piaceva il suo carattere, i suoi modi, comunque aveva un atteggiamento molto signorile e questo ti aveva affascinato, poi probabilmente era anche a modo suo una persona concreta. Allora, devo dirti che al presente, se anche dovesse farsi sentire, non sarebbe un ritorno vero e proprio, ma più un cogliere l'occasione per scriverti o magari per sentire come stai, ma, proprio un ritorno, subito no. Ci vorrà un pochino, eh. Non ti dico no perché qua le carte dell'esito sono invece molto chiare, però per spiegarti qual è la narrazione di questa vicenda e come proseguirà più o meno questa storia, devo dirti che se è possibile che si faccia sentire, coglierà un'occasione, probabilmente per sapere come stai, ok? Ora, nel prossimo periodo è possibile comunque che ci sia qualche bel colpo di fortuna, no? Nel senso che succederà, ci saranno delle occasioni positive che vi permetteranno di magari di sentirvi o di interessarvi l'uno dell'altro, di pensarvi, però la cosa è un po' bloccata, probabilmente non so se è impegnato con qualche altra persona, con cui però non ha un forte sentimento, è più un senso del dovere probabilmente, e si sente forse anche bloccato lì, in questioni più importanti o comunque serie. Vediamo comunque che vedi che c'è la possibilità che lui torni, però attenzione, è un ritorno, ma mi sembra un ritorno più da 9 settimane e mezzo, tipo attrazione fatale, però non vedo grandi costrutti, almeno non nel prossimo periodo, ok? Siamo su tempistiche di un paio di mesi, 3. Andiamo avanti. Giuseppina, buonasera anche a te. Ah, grazie Enza, un caro saluto anche a te. Allora, Cristina, Perla, e ti pareva, ho dato il solito colpo di mouse, ho perso il controllo, dove è andato? Eccolo qui, va bene. Melissa, Andrea, 22 marzo 81, supererà le sue paure, troverà una ragazza? Vediamo. Andrea, 22 marzo 81. Che poi ti ho ribattezzato Melissa, eh? Tu sei Melissa, ma io boh, penso, presumo che poi il tuo nome sia Melissa, non lo so. Allora, Andrea, vediamo se supera le sue paure e trova una ragazza. 22 marzo 81. Vediamo un po' cosa ci racconta il taglio intanto. Ma sembra che ci sia stata una questione di orgoglio che l'abbia ferito un po'. Allora, nel prossimo periodo, proprio parlando dei prossimi 2-3 mesi, non lo vedo proprio lanciarsi in altre situazioni. Devo dirti che lui era parecchio coinvolto nei confronti di una ragazza, di qualcuno, non so se si vedono, vabbè, lo so che purtroppo voi le vedete al contrario, non ho una cam che punti dalle mie spalle verso il tavolo e dunque state più a quello che vi racconto, però per chi conosce le sibille più o meno le immagini si capiscono, oppure se avete il cellulare lo appoggiate piatto, lo girate così e lo guardate. Allora, abbiamo appunto l'allegria e l'innamorato, comunque lui era molto coinvolto di una ragazza che possibilmente non era proprio la persona giusta, una brava ragazza, volenterosa, ma lo ha trascurato o comunque è successo qualcosa che ha creato veramente in lui una sofferenza, che però attenzione è una sofferenza
dalla quale se lui volesse uscire potrebbe uscirne, ma ci si è immerso fino in fondo e ora è quasi che ha perso come dire, la spinta e la capacità di uscirne, talmente l'ha accettata su di sé questa situazione. Ad ogni modo vedo che ci sarà un cambiamento di rotta, dove comincerà insomma a ragionare con maggiore freddezza sulla vicenda e riuscirà ad allontanare da sé anche questi ricordi che aveva e questa situazione, no? Che forse finora non era riuscito a staccarsi di dosso completamente. Dunque va incontro con qualche timore ad una trasformazione, però ancora non lo vedo lanciato perché avrà momenti ancora di malinconia molto più intenzionato rispetto al passato, più via via sempre più sicuro e più fermo, però in qualche momento, con qualche strascico, dovrà solo darsi da fare. È chiaro che non si dovrà affidare di chi che sia e nemmeno affidarsi troppo a qualcuno che potrebbe sembrare un amico che lo consola, perché non sarà probabilmente completamente affidabile. Per quanto riguarda la possibilità che trovi una ragazza, beh, vedi, in questo momento non credo. Non troverebbe nulla di buono, o situazioni disastrose, oppure comunque gente già impegnata, dovrebbe stare nel segreto, cioè, non è il momento e non sarà il momento nei prossimi mesi, però vedo che si rinforzerà nell'autostima, frequentare e parlare con delle persone lo aiuteranno. Lo aiuterà, ecco. Bene, andiamo avanti. Misticanza, ho una domanda. Vorrei sapere se 20 maggio 77 ha parlato male di me e se devo preoccuparmi per il futuro. Io mi chiamo Deborah, 16 settembre 77. Ah, ste maldicenze, mannaggia, perché? Ma perché? Allora, vediamo intanto se è vero. 20 maggio 77, ha parlato male di Deborah, deve preoccuparsi per il futuro, hai timore di ripercussioni che possono seguire a magari qualcosa detto su di te? Vediamo. Beh, qualcosa di non pulitissimo. Allora, Deborah, io penso che un legame bello, non so se questo V è un'amica o un amico, un ex fidanzato, qualche collega, non ho idea perché non lo hai scritto, però c'era sicuramente uno slancio, qualcosa di bello, però si sono create delle brutte situazioni, molto brutte, forse non so se una forte discussione o una forte incomprensione e sicuramente si è trasformato in un avversario questo personaggio qua. Devo dirti che io non so, non è in questa linea che vedo le malelingue, però le vedo qua. Temo che questa amicizia si sia conclusa, che ci sia questo sodalizio, questa cosa si sia conclusa, è una cosa che effettivamente non ha un seguito positivo. Ti invitano però le sibille a non compiere imprudenze, ok? Dunque devi stare tranquilla, tu non ricambiare, eventualmente non mettere in giro voci neanche tu, lascia che la cosa si sedimenti da sola. So che ci saranno dei dispiaceri, forse una persona che ritenendo di essere amica ti viene a fare un po' il riporto, ti viene a dare una qualche notizia che ti procurerà un dispiacere. Però guarda, ti devo dire una cosa. Io vedo delle bellissime carte qua avanti, vedo una bella realizzazione,
e forse anche qualcosa di positivo nei tuoi confronti se resti quella che sei. Non vedo che devi temere per il futuro, vedo però che sicuramente avrai qualche motivo per piangere fra qualche giorno, ma andrà benissimo dopo. Dunque, ricordati poi di queste parole, verrà quel giorno che un amico penserà che sia giusto dirti delle cose e queste cose ti faranno soffrire, ma ricordati, come avverrà questo che ti ho detto, avverrà anche quest'altro, vale a dire che poi andrà tutto bene. E qua, vedi, questa è la conferma che se ti dai da fare, se ti incoraggi, otterrai degli ottimi risultati. Guarda, io non vedo preoccupazioni per il futuro, ok? Non ne devi avere. Ok, andiamo avanti. Claudia. Ciao Hilde, Daniele mi cercherà di persona 19 aprile 72. Vediamo Claudia cosa succede se Daniele ti cercherà di persona. Ok. Ah, è interessante questa cosa qua che è avvenuta. Nemico, stanza e omaggio di preziosi. Avete proprio creato... Oh. Allora, Claudia, abbiamo sicuramente, vedi, lui molto lanciato, molto, come dire, propenso a stare con te, a parlarti, però patatrac, ok? Io non so che lite avete fatto, c'è sicuramente stata un'incomprensione, un rovescio di fortuna, dunque se le cose andavano bene all'improvviso hanno avuto questa interruzione, questo stop. Al momento sembra che abbiate preso una decisione saggia, ci sia comunque una separazione, si è raffreddata la cosa e questo porta del pianto, del dispiacere. Però vedi, non è che dura molto, guarda qua, c'è già la casa e l'allegria. Cioè, sicuramente si è un po' rovinata quella sensazione di intimità che c'era fra di voi e si è un po' raffreddata, però non vedo, a parte questo attuale, perché questa è la linea del presente, a parte questo attuale dispiacere che stai vivendo, sentendo e vivendo la sensazione di una separazione, in realtà vedo comunque che la cosa sarà positiva. Sai, quello che c'è è che siete un po', come dire, tutti e due, o probabilmente più tu, troppo impulsivi, seguite troppo l'impulso di certe emozioni che trascinano e che ovviamente non sapendole gestire e controllare portano a delle situazioni di sconforto, di abbattimento. Ora devi star tranquilla perché guarda che lo vedo ritornare, lo vedo spuntare, vedo l'attesa, però sai, non vedo neanche che è da solo, cioè nel senso che mentre tu probabilmente stai aspettando qualcuno da qualche parte, ne spunta un altro da un'altra parte, vedo due figure qui. Però per risponderti a lui, ritengo di sì, anche se probabilmente è finita in una certa situazione, in una certa modalità, la questione è un po' conclusa, però vedo ancora l'incontro. Però lo vedo un po' così, con qualche afflizione e poi soprattutto deve essere qualcosa, sarà qualcosa di leggero, non può essere niente di più in questo momento e anche nei prossimi paio di mesi, 2, 3, stiamo a vedere. Allora, faccio ancora un'ultima stesa perché poi abbiamo il muro di fuoco, vediamo Tiziana e tutti quelli a cui non riesco a dare una risposta, invito nuovamente o a tornare martedì sul mio canale oppure domani,
che saremo in 2 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, alle 4 potremmo rispondervi entrambi. Dunque ricordatevi e segnatevi questi appuntamenti: domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, martedì sera e poi ovviamente venerdì sul mio canale YouTube, e sempre alle 20:30, oltre che martedì e venerdì da me, mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque avete modo di porci le domande in più circostanze, in più avvenimenti. Torniamo a Tiziana, l'anima gemella. 6 giugno 62, chiaramente io non posso dare risposte definitive perché con le carte vado a interrogare un periodo di tempo breve, dunque se è un sì o un no, cioè se è un no non prendetelo per una cosa no, no, mai, ma no per ora, ok? Se invece un sì, ben venga, vuol dire che i tempi di attesa si sono accorciati. Allora, aspetta e spera, eh? Le carte sono comunque speranzose, almeno al taglio. Allora, è una stesa particolare, perché abbiamo delle situazioni che cambiano rapidamente. Partiamo dalla linea del passato, dove comunque ci sono stati delle difficoltà, vedi, degli ostacoli che hanno un po' intralciato la serenità di un rapporto che comunque ha raccolto alcune consolazioni, alcuni momenti di intimità, quasi come un catturare e cogliere al volo qualche occasione. Non sembrava qualcosa di più affidabile, di più stabile, ok? Ma qualcosa di un po' così, un po' di circostanza. E... sì, circostanza, vabbè. Devo dire che c'è sicuramente o un rapporto di lunghissimo corso, qualcosa che si protrae a lungo nel tempo, ma che comunque ha un po' perso il suo slancio, non c'è più quella cosa là. E vedo che, cioè non so se tu hai già qualcuno accanto, ma se hai qualcuno attualmente accanto non è sicuramente la persona giusta per te, e vedo comunque appunto grosse problematiche in questo senso. Però vedi, c'è poi una carta di incontro subito dopo, ma stiamo parlando di tempi brevi. Io adesso non so da queste carte dirti se veramente sarà l'anima gemella, però porterà buone cose anche dal punto di vista economico-lavorativo. Dunque, oppure potrebbe essere che fai un incontro sul lavoro, che sarà un incontro che si rivelerà fortunato. Questo però ti porterà ad avere qualche preoccupazione, probabilmente o non ti sentirai all'altezza, oppure ci sono delle situazioni da sistemare, e dunque questa cosa ti dà qualche perplessità. In effetti, se sei già in coppia, ma senti che non è lui la persona giusta e aspetti l'anima gemella, è normale che vai incontro a certi abbattimenti morali, perché poi di fronte al nuovo, per quanto lo abbiamo aspettato, c'è sempre quella fragilità del dubbio, no? Di fare la cosa giusta e la scelta giusta, ma in quel caso interrogaci, che vedremo se è la persona giusta. Allora, diciamo che la situazione è un po' bloccata, sei forse bloccata con qualcuno che ormai è freddo con te, ok? Oppure insomma si sta per sancire la fine di un rapporto che non ti dava più niente. Questo è segno di buona cosa per te, vedi? Dunque, secondo me, come ci insegna Saturno, potiamo i rami vecchi per dare ossigeno e spazio all'albero di buttare i rami nuovi. Bene, sono le 20:59, dunque, cari amici, prepariamoci al muro di fuoco. Ricordo agli amici a cui non ho potuto rispondere di tornare domani sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 16, altrimenti martedì sul mio canale YouTube, d'accordo? Bene, sono le 21, cominciamo, ci orientiamo a est e facciamo tutti i passaggi che ormai dovreste conoscere benissimo. Grazie. Mettiamo il timer. Via. Io
Questa sera al cerchio di fuoco ha partecipato anche il mio cane Achille, che non l'ha mai fatto, ma evidentemente questa sera gli faceva piacere. Bene, allora il cerchio di fuoco è concluso. Io vi volevo ricordare che ho rilasciato sempre sul canale YouTube oggi una pillola prima di questa diretta, deve essere prima delle 7, dove ho trattato per la difesa dai campi elettromagnetici, la difesa o comunque diciamo, la prevenzione dall'inquinamento di questi campi elettromagnetici, intendendo anche il 5G. Ovviamente ci sarà un 6G, un 7G, non pensate, ora ci installano il 5G, ci metteranno anche il 6, stanno già progettando il 6, perciò dobbiamo, insomma, non dico rassegnarci perché non è il termine giusto, ma cogliere le opportunità di usare le cose utili per noi, nel senso fare nostre quelle che possono sembrare delle difficoltà, ok? Dunque guardate il protocollo, sicuramente vi farà del bene, dunque se volete potete anche condividerlo dove meglio desiderate. Io vi ringrazio, non dovete farvi terrorizzare, ricordatevi che è tutto nella nostra testa e se noi come dire, se ci sintonizziamo sulle frequenze della paura, noi oltre a farci programmare molto più facilmente perché il subconscio si programma nei traumi, nelle paure, oppure lavorando, abbassando le onde cerebrali, eccetera. Dunque tutto quello che viene manipolato generando paura date per certo che è un tentativo di programmazione. Dunque non vi programmate negativamente, programmatevi positivamente. Fate come i gatti se c'è del negativo ci si siede sopra, lo trasformano, fanno fu fu fu, ron 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 e lo trasformano. Loro mica sanno che quella cosa è negativa. Dunque facciamo questo, programmiamoci non solo a schermarci o a contrastare, perché dove noi contrastiamo nutriamo, impariamo a trasmutare.
Ok, bene, detto questo vi rinnovo l'invito a domani alle 16, mi raccomando, sul canale YouTube del Marietto Veneziano, così vi risponderemo alle domande che non ho potuto fare con questa diretta. Grazie, saluto tutti, ringrazio anche per aver partecipato al Muro di Fuoco e ci ritroviamo domani. Un abbraccio a tutti, a presto e buonanotte.